Qui abbiamo Angelo Russo, che è un tramite tra i tamburinaggi di oggi e i tamburinaggi di una volta. Alcuni suoi maestri, ricordiamo Zio Gappai, e insieme poi lui, insomma, Angelo insieme al fratello Giuseppe, che insomma è stato Pifaraggio Giuseppe, ma tra le varie cose hanno recuperato documenti, si sono occupati del tamburo, di riportare il tamburo in seno ai gremi, loro stessi gremianti dei viandanti. Il padre, non dimentichiamolo, e quest'anno appunto cade anche il quarantennale del Candeliere dei Viandanti, costruito dal padre Alfonso Russo e donato al gremio dei viandanti. Quindi vediamo che coloro che non erano di Sassari vengono qui a Sassari e diventano sassaresi e hanno l'anima e l'impronta sassarese. I suoni, un occhio attento e un orecchio attento riesce a capire che questi hanno i passi alla maniera antica. Oggi si sta un po' rifunzionalizzando, e questo anche perché ovviamente nuovi tamburinaggi, che con tutto rispetto ovviamente suonano molto bene, difficilmente però riescono ad accordarsi, detto proprio in maniera musicale, con quelli che sono i veri passi musicali che si facevano 30, 40 anni, 50 anni, 60 anni, 70 anni e via dicendo, fa ovviamente. Angelo Russo è uno di questi esponenti, oggi siamo appunto così onorati di averlo perché riesce a ricordarci quali sono i passi musicali. Manca la variante per piffero e tamburo, questi sono i passi musicali per tamburo solo si dice, e quindi la variante per il piffero, che oggi ricordiamo come abbiamo già detto, magari i viandanti lo utilizzano anche la Madonna della Mercede, si ha un insieme di frasi musicali molto complesse e anche ogni passo musicale ha un nome proprio che indica un qualcosa. Ne dico alcuni e poi magari li facciamo sentire. Cioè, coloro che utilizzano il tamburo solo non hanno per esempio l'inno di Garibaldi, che è un passo invece tamburo piffero che utilizzano i viandanti e lo utilizza anche la Madonna della Mercede. Non abbiamo per esempio la campagnola breve, mentre per tamburo solo ci sono altri passi che sono comunque chiamati passo di bandiera seconda variazione, abbiamo la raspa, abbiamo la samba, che è un termine un po', diciamo così, dei nostri giorni, per tamburo solo. Vogliamo sentire la samba?